Siamo all'interno del velario del Palazzo Garzolini di Topo Wasserman, sede della Scuola Superiore dell'Università di Udine, per presentare questa mostra o questa installazione dedicata ai temi dei migranti. Difatti il titolo è Il rumore dei passi, migrazioni e dintorni, quindi una mostra importantissima che siamo riusciti a portare a Udine grazie anche alla Chiesa Valdese. Ecco, io mi chiamo Umberto Marin, sono il presidente di Time for Africa e animatore della Biblioteca dell'Africa di via Romeo Battisti, nel cuore pulsante del quartiere Borgo Stazione. È una decisione di essere a Borgo Stazione perché riteniamo che sia il quartiere più multietnico di Udine, anzi non riteniamo, lo è, ma soprattutto perché lì c'è un'attività, una presenza multiculturale che va valorizzata, che va sostenuta e che va sostenuta soprattutto anche dal punto di vista culturale e della coesione sociale. Quindi un quartiere molto interessante su cui ci si misura giorno per giorno con l'altro. Vorrei dedicare a te questa citazione di Ulrich Beck, che è un sociologo, quindi un sociologo tuo collega: abitare simultaneamente più mondi in una sorta di poligamia dei luoghi è condizione culturale e sentimentale che sembra, in fondo, essere destino comune a tutte le nuove generazioni del nostro tempo, figli della crescente interdipendenza planetaria, della connettività globale. Quindi l'Occidente non è più il centro del mondo, quindi dobbiamo prenderne atto di questo e saper confrontarci anche con gli altri vissuti, con le altre culture, con gli altri sistemi. Questo simbolicamente è il viaggio che gli migranti sono costretti a compiere perché non hanno altra possibilità di arrivare in Europa o negli altri luoghi. È un viaggio tra il mare e i deserti di sabbia, con tutti gli ostacoli, con tutti i problemi. Ovviamente questo viaggio viene intrapreso perché comunque sono messi nelle condizioni di andarsene dai loro paesi alla ricerca di nuove migliori condizioni di vita. Purtroppo il viaggio non finisce sempre bene e questa è un'installazione importante che fa riflettere. Queste sono tutte figure, persone vere, alcune ce l'hanno fatta, altre no, altre sono dispersi, sono morti nel mare. E il problema è che quando arrivano qui c'è l'altro problema, l'accoglienza che non è all'altezza della sfida. Installazione di specchi, appunto noi ci riflettiamo, cominciamo a ragionare, i confini non esistono nella vita, nella geografia, dentro di noi. Ecco, il problema è che spesso noi mettiamo confini. In Borgo Stazione, che è un quartiere multietnico, è lo specchio della nostra città. In Borgo Stazione i confini non dovrebbero esserci, eppure noi continuiamo ad alzare muri metaforici, ma non riusciamo a fare un salto, un passo in più verso l'incontro dell'altro. E quindi Borgo Stazione da questo punto di vista è lo specchio nostro della città e noi con Borgo Stazione dobbiamo misurarci alla ricerca di migliori situazioni, alla ricerca di una coesione sociale vera, effettiva, che sappia integrare, includere le persone che arrivano dalle altre parti del mondo.